Abbiamo presentato questa mattina un'istanza per chiedere e per innescare una discussione anche insieme al Consiglio Comunale, per chiedere cosa intende il Comune fare di un'area importante, sono circa 35.000 metri quadri di fronte a Schiavotto, quindi la strada statale che porta a Padova. In quest'area è prevista, adesso attualmente è chiusa, ma secondo qualche voce è prevista l'apertura dell'ennesimo centro commerciale di medie dimensioni, ma comunque è un ennesimo centro commerciale, quindi noi vogliamo innescare una discussione, perché non è possibile che Bassano, da una parte, crescano i centri commerciali a dismisura per una città di 43.000 abitanti e dall'altra il centro storico muoia. Avete anche una controproposta da sottoporre al Consiglio Comunale. Cioè noi vorremmo proporre al Consiglio Comunale in quest'area appunto di 35.000 metri di ridurre l'area dedicata a commercio per invece allargare l'area dedicata a parcheggio, visto che in questa zona ci sono pochi parcheggi, e area verde, e allo stesso tempo abbassare a favore del proprietario, di chi costruisce, gli oneri concessori. In questo modo il Comune sì che prende meno soldi, ma almeno fa qualcosa per dare più vivibilità al quartiere. Il Comune ha il potere di fare questo, d'altro canto si tratta di zone private sottoposte a iniziative private. Sì, il Comune ha questo potere perché in ogni caso si tratta di alcune prescrizioni all'interno del piano degli interventi. Si può fare una variante e si può proporre questo.